Una giornata molto importante per il Comune di Pramaggiore e non solo, per tutti coloro che attraversano la regionale Postumia all'altezza di Blessaglia. È stato firmato l'accordo di programma per l'esecuzione di una importante rotatoria lungo la regionale 53 all'incrocio con la provinciale 64, a merito anche della Regione Veneto, se non soprattutto, e ne parliamo con Renato Chisso, assessore alla mobilità. La grande attenzione della Regione verso questo territorio? Continua la serie di opere che abbiamo progettato. L'attenzione verso questo territorio è un'attenzione particolare, fatta non sui grandi proclami, fatta sul lavoro quotidiano, fatta sulle opere, fatta sui finanziamenti. Quindi credo che alla fine riusciremo in qualche maniera a rispondere anche a questa parte, così come abbiamo fatto in questi anni, alle esigenze su tutti i fronti che emergono da questa, che è una delle zone più belle della nostra provincia di Venezia. E noi abbiamo accolto la richiesta del Comune di Pramaggiore per intervenire su questo, che era uno dei punti più pericolosi di tutta la viabilità all'interno del Comune di Pramaggiore. Abbiamo messo nei nostri programmi finanziari, adesso si tratta di concretizzarli. Abbiamo riconfermato il nostro finanziamento e confidiamo che il Comune, dando tutto al Comune, confidiamo che il Comune per la fine del 2009 andrà in gara, quindi l'inizio dei cantieri per l'inizio del 2010. Abbiamo risolto un sacco di problemi, abbiamo ammodernizzato il paese, perché attraverso la Regione abbiamo sistemato il centro di Pramaggiore e adesso partirà il secondo stralcio di sistemazione anche della piazza relativa all'immobile cosiddetto Caveneta. Siamo riusciti a risolvere molti problemi viabilistici, in particolare quelli che avevamo sulla Postumia, nella quale abbiamo eseguito opere di sistemazione e di messa in sicurezza attraverso la realizzazione di piste ciclabili. Adesso l'inserimento della rotatoria sull'incrocio tra la strada regionale 53 e la strada provinciale 64, cosiddetta persiana, certamente ci permette di risolvere anche questo buco nero che è uno degli ultimi rimasti all'interno del nostro territorio.